Beh, credo che abbiamo spiegato parecchie volte. Stiamo facendo questo giro in tante realtà del nord per spiegarlo ancora. La battaglia che stiamo facendo non è del sud contro il nord, è la battaglia per modernizzare l'Italia su una linea che unisca le forze produttive del sud e del nord. La battaglia che stiamo facendo è contro l'autonomia differenziata, ma è una battaglia su due fronti: contro questa autonomia differenziata, ma ancora di più contro il centralismo burocratico che sta dilagando in questo momento nel nostro paese. Quindi la battaglia è su due fronti. Noi abbiamo una linea che abbiamo detto la linea della burocrazia zero, che è la linea sulla quale pensiamo di unificare le forze dinamiche del paese, del nord, del centro e del sud, che è la cosa che credo interessi le comunità e il mondo imprenditoriale. Al mondo imprenditoriale non interessa perdere tempo con modifiche costituzionali. Gli imprenditori vogliono decidere in tempi certi, senza palude burocratica, senza dover perdere anni per attendere una decisione. Questa è la linea sulla quale dobbiamo attestarci, nord e sud. Poi dobbiamo fare un'operazione verità. Su questo potrebbe trovarsi d'accordo con Zaia? Dipende, se è d'accordo lui con me siamo felici. Non credo di aver sentito queste opinioni. La Regione Campania ha fatto la richiesta di maggiore autonomia nel 2019, quando fu firmato un accordo fra 3 regioni del nord, Emilia, Veneto e Lombardia, e allora proponemmo di decentrare competenze e poteri senza toccare la sanità pubblica e la scuola pubblica. Noi rimaniamo su quella posizione.